abbiamo circa 1 chilometro di incidente, tamponamento a catena. L'elicottero di Trento fa la spola avanti e indietro. Tutto a posto? Ghiaccio impietoso in Val Sugana all'altezza di Primolano, frazione di Cismon del Grappa al confine con il Trentino, più di 30 mezzi tra auto e camion coinvolti in un maxi tamponamento causato dall'asfalto ricoperto da una lastra gelata provocata dalla pioggia scesa alle prime ore di oggi. Dalle 8 di stamane elisoccorsi, ambulanze, vigili del fuoco, Croce Rossa al lavoro, 5 codici rossi, 3 gialli, 32 i verdi. Allestito un riparo da campo, i feriti più gravi trasportati nella caserma dei pompieri di Tezza e Val Sugana in attesa del ritorno dell'elisoccorso da Trento. Va tutto a posto? Tutto a posto? Perfetto. Fin dove finisce? Fino in fondo? I sanitari del SUEM intervenuti da più ospedali stanno controllando uno a uno gli occupanti dei mezzi fermi, le cui condizioni comunque non paiono gravi. Quella che invece è molto seria è la situazione lungo una delle arterie più trafficate di collegamento tra Veneto e Trentino. La speranza è che le condizioni dei feriti non peggiorino.